Il Castellammare torna alla vittoria dopo 2 KO di fila, lo fa con un 5-0 al Partinico Audace nella quinta giornata nel girone A di eccellenza siciliana. Cardinale ritrova Tarantino sulla sinistra, Adamo è pizzolato dopo la squalifica di Coppa, Abbenante invece fa esordire Sarr in porta dietro la difesa 3, torna Filì dopo la squalifica e lui a colpire il palo sugli sviluppi di un angolo conquistato dopo 30 secondi anche Capitan Secum, torna a disposizione in mediana dopo un piccolo stop ma al 6° minuto non se la sente di continuare, al suo posto entra Miceli. Il Castellammare inizia a impensierire Sarr con la punizione di Messina, poi Milana in mezzo per Urso in attacco alla prima da titolare, fallo di Filì che ha preso la fascia di Secum e calcio di rigore secondo Piazza di Agrigento. Dal dischetto Caronia, palo sulla ribattuta, lo disturba Polizzi, vicinissimo a intervenire sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nervi tesi verso la fine del primo tempo, Olaoye per qualche parola di troppo si fa espellere e lascia il Partinico Audace in 10 da qui alla fine. Nervosissimo l'inglese reduce da 4 gol nelle ultime 3. Punizione Castellammare, traffico in area, Tarantino non riesce a inquadrare la porta. Stessa cosa per Messina nella ripresa dopo l'angolo di Musso. Dall'altro lato regolare la copertura di Milana su Aggio. Ancora Messina su punizione, stavolta sfiora il palo. Dalla rimessa dal fondo Sarr regala il pallone a Taibi appena entrato. Gira per Ba, diagonale vincente per l'1-0 del Castellammare e il primo gol in campionato per il Gambiano. 6 minuti più tardi Tarantino conquista una punizione, lancia Taibi frenato da Sarr, c'è ancora Ba per il 2-0, doppietta e sono già 3 in stagione dopo quello in Coppa segnato proprio contro il Partinico Audace. Sarr però nello scontro si fa male e deve uscire con la barella, cambio del portiere dunque, entra Cascione tenuto inizialmente a riposo. Negli ultimi 10 minuti il Castellammare la chiude, calcio d'angolo di Ribaudo in area, Caronia di testa che fa 3-0 e rischiatta il rigore sbagliato nel primo tempo. Ultimo gol suo in un altro 5-0. Quello al Casteldaccia del 27 gennaio scorso, nuovo regalo del Partinico Audace, calcia Ribaudo da fuori, Cascione è presente. All'87esimo episodio controverso, Ribaudo cerca in profondità Oliveri in posizione regolare ma che non aggancia, intanto si alza la bandierina dell'assistente, l'arbitro lascia proseguire, Danilo Terranova scavalca Cascione e fa il 4-0 del Castellammare, terzo gol in 5 giornate. Sotto le proteste dei giocatori ospiti, il pallone di Cicala è alto, nuova verticalizzazione del Castellammare con Oliveri. Per Mattia Terranova 5-0 e primo gol in eccellenza per il classe 2005, il secondo. Con questa maglia il primo lo fece in Coppa più di un anno fa. Terzo posto in classifica per il Castellammare a 10 punti e il primo KO in campionato per il Partinico Audace che rimane a 8. Trapanesi a Casteldaccia nel prossimo weekend, neroverdi in casa con la Folgore Castelvetrano.